Ciao a tutti, oggi ospite a E che Storia il maestro Claudio Federici. Ciao Claudio. Ciao Stefano. Allora, la domanda che ti volevo fare è quella che sto facendo un po' a tutti quanti i maestri. E cosa significa fare il maestro di tennis? La domanda è bella e la risposta è difficile. Io dico il mio pensiero perché poi ognuno interpreta la sua professione al suo livello. Io credo che noi abbiamo una professione importantissima perché prendiamo i bambini dai 5 ai 20 anni, perciò al di là di essere insegnanti di una disciplina sportiva, noi siamo degli insegnanti di vita. Invece oggi secondo me questo concetto è andato proprio a farsi benedire perché si rincorre il campione che purtroppo si perde di vista l'esempio, come ci si comporta, i valori, il rispetto di tutti. Il maestro di tennis è la persona come il maestro di scuola, il maestro è come un genitore, è un secondo genitore. Invece noi oggi l'abbiamo molto trascurato, il maestro di tennis è il playboy, è colui che rimorchia di qua e di là, invece noi dobbiamo essere un esempio per i nostri giovani, che purtroppo ultimamente, questo è molto soggettivo, penso che non sia così e questo è grave, che di noi i ragazzi, specialmente oggi, che noi pensiamo che i ragazzi sono molto superficiali, sono molto intelligenti, sono molto sensibili, hanno 200.000 input più di noi e ci danno un valore molto alto e molto basso. E se noi riusciamo a dargli un valore alto, loro fanno quello che diciamo noi. Invece se pensiamo che li prendiamo in giro per il dio moneta, siamo finiti. Tu sei uno dei maestri, almeno per me, storici di Roma e che ne ha viste tante durante la sua carriera. Ecco, come ti è nata questa passione? Io so che tu avevi un passato da calciatore, diciamo. È vero, è vero. Io giocavo a calcio fino a 19 anni, 18 anni, poi sono entrato in HFK perché mia madre voleva di stare in un posto fisso. Ho cominciato a giocare a tennis per sbaglio al Circolo Due Ponti a 20 anni, giocavo benino, mi sono licenziato prendendo delle botte di mia madre mostruose e ho avuto la fortuna di conoscere il Circolo che per me è stato quello che mi ha lanciato e che gli devo tutto, il Circolo Magistrati di Corte dei Conti, in cui possono succedere tante cose, ma io è il circolo che ho nel cuore perché mi ha dato l'opportunità di affermarmi in una disciplina sportiva che io neppure sapevo cos'era. E difatti i primi tempi che andavo in giro a portare i ragazzi del tennis mi dicevano, a me mi chiamavano Barone, che squadra dei palloni c'hai? Io dicevo, no, io faccio il maestro di tennis, non posso dire cosa mi dicevano, potete immaginare. E questo è stato lo spunto. Da lì ho avuto un'altra fortuna di trovare un gruppo di ragazzi e un gruppo di genitori che devo dire che mi hanno seguito, sicuramente con un gruppo di maestri che ha lavorato con me perché da solo non fai niente. Ho avuto dei successi che secondo me erano insperati, proprio insperati, non potevo pensare. Mi sono invogliato, mi sono infognato, dicono, a Roma, ho cominciato a conoscere gente che è stata carina con me e poi ho conosciuto Martin Mallinga che mi ha fatto conoscere Sam McCleary e con questo sono cominciato ad entrare nel tennis un pochettino alto Livello. Essendo una pippa. Perciò mi sono trovato i primi anni in grossa difficoltà. E mi incuriosisce la cosa, a 20 anni tu hai iniziato a giocare al Due Ponti Sporting Club, adesso sei il direttore del Due Ponti Sporting Club. Emozioni, sensazioni? Però non è lo stesso Due Ponti, il Due Ponti Sporting Club prima era dove adesso è il Rugby Roma. Questo è i Due Ponti Sporting Club che è di Pietro Tornaboni e di figli Emanuele e Piero, che era un mio carissimo amico, erano soci alla Casetta Bianca. Mi ha chiamato perché aveva grosse difficoltà nel suo circolo per il tennis. Io avevo quasi smesso di fare il maestro. I primi 2 volte io ho detto di no, poi la terza mi ha convinto perché sapevo che era un impegno difficile, perché prima c'era un gruppo di persone che lavorava differente dai miei concetti, né meglio né peggio, perché ognuno lavora a modo suo. Io però ho un metodo e loro ne avevano un altro, perciò ho dovuto per forza fare dei cambiamenti, anche se ti dispiace sempre fare dei cambiamenti,
ma io quando rischio sulla mia persona rischio con le persone che la pensano come me. Ecco. Certo. Possiamo dire quindi questo tuo ritorno al tennis, come tu l'hai chiamato, è perché ti manca la terra rossa? Io non l'ho mai lasciata, facevo qualche lezione, ogni tanto mi portavano qualche bambino che dicevano che erano forti, però oggi il forte è molto relativo, gli levavano i soldi, non erano forti, erano pippe, ma oggi per campare si fa tutto, oggi sono tutti forti, oggi giocano tutti 6 ore, 6 volte a settimana, 5 ore al giorno, secondo me non devono giocare tutti così, quello forte deve giocare e l'altro deve fare sport. Conoscendoti, tu sei un maestro che ama molto le regole e infatti il tuo passato ha portato anche dei giocatori di alto livello ad allenare. Sì. Mi vuoi raccontare un po' chi erano, come è iniziata questa avventura con questi giocatori e come ti sei rapportato con loro? Perché tu sei molto, molto rigido, quindi non è facile rispettare queste regole, che secondo me sono la cosa più importante invece nella vita in generale. Sai, io penso una cosa nel nostro lavoro. Uno, che le regole o rigido o non rigido bisogna che le fai rispettare, perché senza regole non va da nessuna parte. Io magari sono un po' irruente, adesso sono migliorato con l'età, prima onestamente ero un po' troppo duro, però io, una delle ragazze che ho allenato con Piero Picchioni, che è stato con me 28 anni, alla Casetta Bianca, al Fleming, al Circolo Magistrato di Corte dei Conti, Francesca Romano, che spesso veniva a allenarsi con noi, ha fatto dei tempi con noi, che è stata 60 del mondo. Poi ho allenato Enrico Cocchi, che è stato un giocatore molto forte. Poi abbiamo una B1, B2, tu lo sai, i nomi te ne posso dire tanti. Sì. Le regole non è che tu le metti, loro le devono rispettare. Le regole non è che le metto io, le regole ci sono e i maestri che non se le scordano, tu le devi soltanto far rispettare, perché qui si è confuso secondo me, non nel tennis ma un po' in tutto, ma specialmente nel tennis, la differenza che c'è tra agonismo e sport. Hanno fatto un minestrone, perché diminuiscono i ragazzi, aumento l'agonismo, faccio pagare di più e incasso la stessa cifra. Difatti noi non abbiamo nessun ragazzo che dopo 17 anni gioca più a tennis. Smettono perché sono esauriti, sono sfatti, sono sfiniti di giocare a tennis senza risultati. Invece noi dovremmo avere la forza e la lucidità mentale e la sincerità di dire: tu sei bravo, devi giocare a questo livello. Tu non è perché non sei bravo devi smettere di giocare. Fai un'attività sportiva che è importantissima, invece di andare a Ponte Milvio a farsi le canne e a bere la birra. Questo è importante. Questo non l'abbiamo perso proprio di vista, perché se oggi non fai agonismo non puoi fare sport. Questa è una cosa grave. Quindi possiamo dire che c'è differenza dal maestro di tennis di un tempo, diciamo di 20 anni fa, 30 anni fa, e il maestro di tennis di oggi. Ma non ci sono dubbi. Ma non è che è colpa dei maestri, Certo, no, è colpa della società che ti cambia. Oggi devi essere per forza il coach, oggi il telefonino ci ha distrutto tutti, oggi il maestro invece della racchetta c'ha il telefonino a mano, Certo. Ma quello dall'altra parte come ti può rispondere? Col telefonino. E diciamo pregi e difetti di questo mestiere, di questa professione del maestro di tennis. Pregi è che io mi dicono sempre, io ho 71 anni compiuti al 14 agosto e tutti mi dicono come stai bene. Io ho sempre detto, io ho fatto sempre pochissime lezioni individuali, ho sempre fatto scuola con i bambini, ho la tasca meno gonfia ma ho il fisico, la mente molto meglio, più leggera, più giovanile, e noi viviamo con un materiale eccezionale, noi non sappiamo neppure che materiale che abbiamo. Anche oggi che dicono che i ragazzi sono particolari, no, oggi i ragazzi da quello che gli viene detto e da quello che vedono sono pure troppo bravi, perché non hanno un input positivo, vedono e sentono solo cose brutte. Per me i pregi sono che tu fai sport con i giovani, che se loro ti danno un voto importante tu gli puoi far fare quello che vuoi, ma dipende sempre da noi, è quello che tu gli dai. Noi invece noi pensiamo che loro se ne fregano, non ti guardano, non ti scrutano, non se ne accorgono che non gliene frega niente di loro. Loro sanno tutto. Se tu invece ti fai stimare, i ragazzi ti seguono e ti rispettano,
perché quando ti rispettano gli puoi chiedere qualsiasi cosa. E un difetto? Il difetto è che purtroppo non puoi avere famiglia, non puoi avere famiglia. Perché è un lavoro che comunque ti Un assorbe lavoro ti totalmente. ti assorbe. Se La tua fatto bene, naturalmente. Certo, difatti io da quando sono entrato a Due Ponti, e non lo dico perché lo sapevo che era impegnativo, ho sposato questo progetto, i proprietari, io mi confronto più con Manuele perché è lui che si interessa molto più del tennis, ma non perché con Pietro abbiamo un rapporto anche con lui, però mi confronto, fino adesso sono stati con me, al di là delle cose normali, ma mi hanno permesso di risalire la china a questo circolo. Però i difetti sono che tu non hai spazio per la famiglia e questo è un difetto grosso. E un consiglio che daresti a un maestro giovane che sta iniziando questa carriera? Il consiglio che do è di capire cosa sta intraprendendo, cosa sta andando a fare. Lui non è l'impiegato alla posta. Certo. Non deve vedere il maestro di tennis e il fighetto, arriva la signora, arriva la persona importante. Ecco, stamattina è arrivato qui Fiorello, lo conoscevo dalla World Tour. Non è per carità, Fiorello è un personaggio come altri, ma la nostra risorsa sono i giovani e i soci. Il Fiorello è una cosa, è la chicca, Sì, certo. la signora è la chicca. Comunque trattare tutti come Ma persone. poi non devono mai dimenticarsi che noi siamo dei professionisti, che diamo un servizio ludico, che non è alimentari e farmacia obbligatorio, è un hobby. Oggi la crisi c'è, se non dai assistenza smettono tutti di giocare. E volevo andare un po' nello specifico, visto la tua esperienza. Secondo te, con un giocatore di alto livello, diciamo che è arrivato, incide l'allenatore? Oppure se uno è un predestinato arriva anche senza allenatore? Cioè un Federer, senza il suo coach, diventava sempre Federer oppure... Io credo una cosa, analizzando un po' quello che ha fatto Federer negli ultimi 4-5 anni, che ha cambiato 2 o 3 allenatori, e si è visto anche che ha corretto qualche cosa nel suo gioco, ciò dimostra che è come un genitore per il figlio, il coach è importante, come tutti, come un allenatore in campo. Sì, tu puoi essere forte quanto ti pare, indubbiamente tu sei avvantaggiato, però il coach per me è importante, fermo restando che chi gioca deve giocare per se stesso. Certo. E come io faccio il maestro perché mi piace, non faccio il maestro che fa contento un allievo. Ecco perché io non mi stanco. Io quando lavoro, chi c'è, per me, o la pippa o quello bravo, a me piace. Io se uno è pippa, io devo insegnare a tirare dritto e rovescio. E quella è una soddisfazione. Oggi invece si va tutti a fare i coach, perché c'è un'inflazione di coach. E tu che hai girato molto anche fuori dall'Italia, come hai visto la professione del maestro di tennis all'estero rispetto all'Italia? Beh, è proprio un altro mondo, è proprio un altro mondo. È proprio la società che è differente. Un esempio? Un esempio, io ho girato, è stato da tutte le parti, no? Il maestro qui, noi campiamo di luce che non è la nostra. Tu sei maestro, basta. Noi usciamo dal campo di terra rossa, siamo finiti. E questo è un grosso errore. Io devo essere Federici. E quando sto fuori non mi devi chiamare maestro, io sono Radio Federici. Invece io sono maestro, io ho fatto questo. Noi andiamo su ogni maestro a Roma, in Italia, io parlo di Roma, in qualunque circolo vai, ci sono tutte foto di maestri che si sono fatte foto magari per sbaglio con un giocatore, con quella, per far vedere che l'hanno fatti. Ma il bagaglio di noi è quello che tu hai fatto e lo sai te quello che hai fatto. La gente ti deve riconoscere quello che sei, non te lo devi dire da solo. Qui così, all'estero no, non c'è questa. Poi le eccezioni ci sono, certo. Ma qui proprio si vive proprio io. E l'esperienza più bella che hai avuto come maestro di tennis? Te lo posso dire e tu mi puoi capire. Ti dico un nome che tu magari dici, ma che dici? Con Giulia Guglielmi.
tu sai di chi parlo, Sì. una bambina un pochettino particolare. Quando io stavo alla Corte dei Conti sono riuscito a farla giocare, a fargli fare la scuola, e lei ancora oggi l'ho vista giocare 1 anno fa, 2 anni fa, per me è stata una cosa, lì mi sono proprio valutato io come maestro, perché è un lavoro che non so quanti iniziavano a farlo, non che non sarebbero stati capaci, che se no mi metto nella schiera degli altri, ma non so quanti avrebbero pensato di fargli fare quella cosa. Ecco, questo è stato secondo me il maggior prodotto che ho fatto da quando gioco a tennis, da quando insegno. Giulio, posso testimoniare, Giulio Guglielmi, che tuttora gioca a tennis, e il dolore che ti ha dato questo mestiere, il dolore più forte. I dolori nel tennis ci sono sempre, però i dolori sono sempre appagati dai piaceri. Certo. A me un allievo che mi va via è un dolore, Certo. però quanti ne ho acquisiti? Io se dovessi fare un calcolo degli allievi che ho, ai due conti ci sono una grossissima schiera di allievi. È la cosa che io veramente ne vado fiero, è che tantissimi allievi fanno i maestri e con grossi risultati, perciò che devo volere di più. E tu adesso non mi ricordo in che anni precisamente hai diretto la scuola tennis del Fleming, 82, che insomma era una scuola tennis molto... 610 bambini. Come hai fatto a costruire questo? Sai, costruire, io credo che il Fleming si costruisce da solo, perché ha una posizione, vengono con la liana dentro a giocare. La cosa è farla in quella maniera, perché se andiamo a vedere la storia del tennis, al di là di io e Gianni Salvati, che ci hanno voluto sempre mettere contro un altro maestro particolare, tutti gli altri hanno fatto biffe, hanno doppato. Cioè non è che ti cadano, è tenerceli e far sì che la gente ne parli nella maniera giusta, che il maestro non è quello che tira fuori il campione, noi i campioni non li facciamo, noi insegniamo a giocare a tennis. Questa è una cosa che forse si dovrebbero ricordare i maestri di oggi. I campioni noi non li facciamo, noi dobbiamo insegnare una disciplina sportiva e i valori dello sport e della vita. 610 allievi, come fai a farlo? Solo se sei attento a quello che fai e c'hai un gruppo che lavora con te, con le palle, se no non lo fai, da solo non vai da nessuna parte. E facendo un passo indietro, mi incuriosisce il passaggio dal calcio al tennis. Hai sofferto? Quando hai scoperto questo sport per abbandonare Ma l'altro? sai, io il calcio l'avevo quasi abbandonato perché ero un po' lavativo, non volevo fare ginnastica, giocavo troppo di classe, non mi andava di fare niente, ero stronzo. E invece quando ho preso il tennis per me mi sono folgorato, è stata una malattia. È stata una malattia, poi come ti ripeto, avendo conosciuto Mallica che mi ha fatto conoscere Sam McLeod, che era responsabile della Prince mondiale a quei tempi, mi ha fatto fare lo scout per la Prince. Io ho girato il mondo per i junior a vedere tutti i tornei internazionali, sono andato nelle più grosse accademie, ho speso tanti soldi, però non rimpiango nemmeno una lira. E devo dire che io ho consigliato sempre a tutti di andare all'estero e non di rimanere nel circolo proprio e sentirsi forte lì. Che come quando noi diciamo, io ho un allievo forte, dove? A casa tua, a Roma, in Italia, in Europa e nel mondo. Il forte è molto relativo. Noi delle volte ci empiamo la bocca di forte o di fenomeno, sono tutti fenomeni. Sono 20 anni che non c'è un giocatore in Italia che esce fuori sia maschi che femmine. Le femmine sono andate all'estero, ci dovremmo fare una piccola domanda, perché? E secondo te c'è confronto tra maestri in Italia? Oppure No. se si è amici soltanto? No, cioè, ci sono gelosie, tutti hanno paura che ti porti via il loro allievo e questo è assurdo, che io possa avere esperienza, posso essere un po' bravino, ma io imparo ancora da un maestro che inizia oggi, perché si impara da tutti.
E saresti d'accordo alla mia proposta di creare diciamo una trasmissione con tutte le virgolette del mondo, cioè una tribuna tecnica per maestri dove ci si può confrontare il maestro del circo, il maestro agonista, dove ognuno porta la sua esperienza e insieme si cerca di far crescere Sai questo qual è? sport. Per far crescere questo concetto, che mi sembra che non sia da scartare, dovremmo crescere prima noi non siamo cresciuti. Noi più sta più diventiamo egoisti, ci chiudiamo in noi stessi. Una volta andavi in giro per i tornei, ti conoscevi tutti, oggi ti tieni sti ragazzini stretti come se fosse un oracolo. Per me è sbagliato. Il ragazzino, se ti stima, non va da nessuna parte, anche se i genitori spesso si lasciano abbindolare da tanta gente che va a dire in giro che è da me che so più bravo di te. Però questo è sempre esistito, no? Certo. Il mondo ormai, tu non puoi non capire che il mondo è cambiato. Poi oggi c'è il concetto dei genitori che sono cambiati, perché? Perché oggi il genitore va su internet e a livello teorico pensa di conoscere tutto, ma lo sa a livello di conoscenza letteraria. Ma quando entra in campo che gli fa fare? Però loro che cosa fanno? Ti dico io come si allena. Questo per noi oggi è diventato un problema grossissimo, specialmente per i maestri che poi alla fine devono mangiare, devono portare i soldi a casa, devono campare i figli, sono costretti ad accettare certe problematiche che io, per mia fortuna, vivendo purtroppo solo, che sono divorziato e mio figlio vive a Riccione, non ce l'ho, perché se tu oggi devi portare uno stipendio a casa, devi accettare delle cose che secondo me sono assurde, che oggi i genitori leggono, guardano, ti dico io come si allena, prima che ne sapevano, vedevano la partita, oggi vanno a vedere l'allenamento di Federer e pensano, l'errore che fanno tutti quanti è che non sanno anche il Federer quanto ha fatto, quanto si è allenato, quante ore ha dedicato. Loro guardano soltanto il fine, il gesto finale, ma dietro, al di là che quello è un fenomeno, c'è un lavoro altissimo e loro non lo sanno. Abbiamo detto che la figura dell'allenatore è determinante con un giocatore, e secondo te è più importante, quando parliamo di atleti di alto livello, curare di più gli appoggi o il gesto tecnico? Insieme, prima il gesto tecnico, poi gli appoggi? Sai, tu sei uno che ha insegnato tennis, anche se ha insegnato sempre ai bambini, che sono la cosa più bella. Però tu lo sai meglio di me che io dico sempre, se tu fai una costruzione dipende di quanti piani la fai, no? Certo. Più vai su, più le fondamenta devono essere solide. Però non ci dimentichiamo che questo è uno sport di destrezza e di situazione. Se non andiamo a vedere il dritto di Natal, fa delle cose che non si insegna in fase agonistica. Se lo vediamo quando palleggia è un altro dritto. Perciò credo che queste due cose vanno sì di pari passo, però se tu hai un grosso braccio, grosso, alle velocità che giocano oggi, e sotto sei scarso, è dura perché non fai più il punto 1-2, oggi minimo devi fare 3-4 scambi e ti devi muovere, e lo dimostra uno come Federer, no? Che penso che di Federer, come scende un attimo, no de braccia, perché il braccio è quello, come scende un attimo di fisico e di attenzione, purtroppo perde, perché le velocità sono cambiate. Diciamo oggi, mi permetto di dirlo perché ce l'hai detto tu prima, alla tua tenera età di 71 anni, hai fatto la scelta giusta come professione? Sì, non lo cambierei con niente. E se domani mattina tuo figlio che sta a Riccione ti dovesse dire papà voglio fare il maestro di tennis, consigli? Io a mio figlio veramente mi dispiace che non viene a lavorare qui da me, che è un estroso mentale, un matto, è un po' mattacchione, ogni tanto mi fa arrabbiare, però ha un bel cervello e lui penso che avrebbe le capacità di fare l'insegnante, ma non di tennis, proprio perché è l'insegnante, perché è un sensibile, è molto altruista, è un po' matto, e che non fa male la pazzia, però la pazzia la deve gestire, però non avendo avuto il padre le colpe non sono sue, le colpe sono molto mie,
Però secondo me io lo consiglierei, per lui sarebbe una mano santa, perché i ragazzini ti fanno capire tante cose. E ultima domanda, Claudio, il tuo sogno come insegnante di tennis? Io ho sempre sognato, purtroppo lo stavo realizzando al Fleming con un mio amico carissimo che si chiama Walter Conca, di avere un circolo mio e dedicarlo solo alle scuole e fare un centro pilota per i bambini, ma non di alto livello, perché quando parliamo di alto livello noi non c'entriamo più niente. Ci servono le strutture, un insieme di situazioni importanti che costano tantissimo. Quindi posso dire che negli anni tu hai scoperto che la tua grossa passione di questo mestiere, di questa professione, sta nell'insegnare nei piccoli? Anche a quelli bravi, però i piccoli danno Sono quelli che... Il giocatore forte, il maestro, non lo fa. Lo può impostare. Oggi con le strutture e con quello che c'è in giro, a noi costa troppo un giocatore. Come fai te, un maestro, ad avere una scuola e avere 3 giocatori forti? La scuola non la vede più. Noi oggi, qual è il dramma di oggi? Che noi lasciamo la scuola a questi allenatori di primo pelo che porelli non sanno ancora che fare. No, questo l'ho capito, però a prescindere costi e cose, domani mattina viene un giocatore di alto livello e un bambino di 10 anni. Chi sceglie? Prima di tutto bisogna vedere se sono capace ancora a insegnare a un giocatore di alto livello. Però la pancia cosa ti dice? Ma la pancia è bella, però la pancia ne prenderei un bambino. La pancia è bella, però so la realtà. Ormai il muro che c'è dietro dal muro lo so, non è che io sono curioso. Ringraziando Dio ho girato tanto, ho visto i giocatori a tutti i livelli, le mie grosse esperienze l'ho fatto da bollettieri e a Sadelburg, dove si chiama il vecchio Hopman, sono stato 10 anni, dietro lo so che c'è. Non potrei, poi io ho un carissimo amico che è Riccardo Piatti, ci sentiamo spesso, insomma, lo so che c'è di dietro e io non potrei farlo. E adesso sta per iniziare la nuova stagione della scuola tennis qui al Due Ponti Sporting Club e i tuoi obiettivi di quest'anno? Questo è il 3° anno. Noi abbiamo avuto un bel incremento con un gruppo, perché sono arrivato qui che era notte. Noi ci siamo riaffacciati nel tennis regionale e anche un po' italiano in 2 anni benino, con un gruppo di ragazzi e di ragazzi già però molti alti di età. Oggi cambiamo rotta. A loro non li molliamo mai perché sono la nostra risorsa e gli dobbiamo dare molto. Però dobbiamo cominciare ad andare a intaccare nella scuola piccola. Si parte dai piccoli per andare a creare da 3-4 anni qualche giocatore di livello, sempre livello buono. E quest'anno nei provini c'è sta qualche bambino che mi ha dato un sacco di soddisfazione. Ecco, e cosa dai ai tuoi collaboratori e cosa ricevi dai tuoi collaboratori? Io ai miei collaboratori, tra virgolette, naturalmente. Io, tu mi conosci, io credo ho una grossa forza, che i collaboratori li faccio esprimere, non gli tarpo le ali, perché secondo me non posso arrivare io che sono Federici e loro non possono parlare, no. L'unica cosa che gli dico è che loro non sanno che significa fare il maestro. Oggi c'è, secondo me, un livellamento scarso, ma non tanto di capacità, proprio di piacere di insegnare. Il maestro non è un impiegato alle poste che arriva alle 3, meno 5 e va via alle 7. Il maestro è quello che si crea l'ambiente, lui crea l'ambiente in un circolo. Quindi possiamo dire che tu cerchi di trasferire la tua passione. Certo. La tecnica, signori miei, insegnarla non è facile, Stefano. La tecnica, te metti un attimo lì, la fanno tutti. E cosa lui è il presidente. Presidente? E cosa ricevi da loro? Da loro ricevo, credo, abbastanza, proprio abbastanza, anche se io non sono mai contento. Però non mi posso lamentare, mi lamento con loro, poi se devo parlare fuori non ne parlo mai male, poi non c'è motivo. Perfetto. E ti danno quindi anche entusiasmo comunque?
comunque. Sì, loro me lo danno, anche perché se non me lo danno io busso. Certo. Poi stanno in un circolo che ti dà visibilità, sono pagati giustamente, correttamente, c'è un sacco di bella gente, ci sono un sacco di ragazzini, sono fortunati, hanno tutto qua dentro, loro sono dei privilegiati. Soprattutto hanno un lavoro. E poi arrivava all'ultimo, hanno un lavoro retribuito, nella media ottimale, che devi fare la media, no? Certo. Non c'è stata una volta che non hanno preso i soldi, come spesso accade, e questo non mi sembra. Possono fare lezioni individuali, possono conoscere gente importante per qualsiasi altra apertura. Bene, ringraziamo il maestro Claudio Federici, direttore dello Sporting Club Due Ponti di Roma, e ci vediamo presto. Grazie Claudio. Grazie Stefano per l'occasione di averti rivisto e specialmente in questa occasione. In bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie.